prova. Eccoci, buonasera a tutti. Se mi date un feedback che sentite il microfono, a me sembra di sì dal monitor. Eccoci qua, benvenuti a tutti amici di multiplayer.it con questa nuova live serale in realtà virtuale. Vediamo un po' quanti siete. Ciao a Forlesia G. E ciao anche a tutti gli altri che ci stanno seguendo. Datemi un feedback in chat se ci siete. Perfetto, così possiamo iniziare. Nel mentre che arrivate, allora mi presento, io sono Michel, in arte J Shodan, ma di arte ne abbiamo vista passare poche in questa stanza ultimamente. A parte gli scherzi, va bene, giocheremo a Beat Saber, che cosa è Beat Saber? Allora, praticamente è un rhythm and game e useremo delle spade laser. Ultimamente diciamo che si è visto spesso sui social, è un po' impazzato su Instagram Stories, eccetera. Diciamo che è un gioco che si mostra bene, insomma, soprattutto in mixed reality. In mixed reality perché? Perché praticamente noi con un green screen, come in questo caso, come sono io, si riesce a inquadrare bene l'azione e si riesce a inquadrare bene anche chi sta giocando. Allora, vediamo un po' di messaggi. Allora, io non vedo la chat, cioè la vedo ma non vi vedo. Quindi se mi date un feedback, a parte Alessia scritto con i numeri, non vedo nessun altro. Molto 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 strano. Proviamo a fare un refresh. Niente ragazzi, io non vedo quasi niente nella chat. Dunque, che belle queste cose. Ok. Bene, diciamo che possiamo allora iniziare a far vedere qualcosina. Dunque, suono. Za, za, za. Bene, è partito anche il suono del gioco adesso. Ragazzi, non so se siete vivi o c'è un problema qua nella chat perché io non vedo nessuno, a parte, a parte Alessia, non vedo nessun altro in chat che scrive, quindi mandatemi un segno di vita se siete in vita, altrimenti non so che cosa sia successo. Quale potente mezzo stia facendo interferenza. L'ho aperta sul browser e l'ho aperta dappertutto. Stia facendo interferenza. L'ho aperta sul browser e l'ho aperta dappertutto. Quindi diciamo che adesso ci trasformeremo in Jedi con queste spade laser tra 3, 2, 1, eccoci. Bene, benissimo, adesso siamo proprio dentro la scena, facciamo così, ecco qua, eccoci arrivati alla VR.
Bene, allora il gioco è semplicissimo, si vede anche dal menu, ci sono pochissime impostazioni. E qua c'è un tutorial che ci spiega subito come giocare. Benvenuto a te. Queste sono molto, molto fighe, molto importante, queste sono proprio fighe. Uno e due. Allora noi dobbiamo colpire i blocchi del colore della spada che abbiamo nella mano. Quindi blu, e dobbiamo colpirli anche nel verso della freccia che c'è. Quindi diciamo che è super basico. Questo è lo spazio su cui ci possiamo muovere. Benissimo, a posto. Abbiamo già capito alla fine. Questi qua che non hanno nessuna freccia li possiamo colpire proprio come ci pare. Bene, dai, basta che abbiamo anche rotto. Allora, tornando alla chat. Ecco, adesso vedo scritto qualcosa. C'è Cloud387, super facciozza, lettera V, ciao lettera V. Sì, sembra semplice, Alessia, ma non lo è, esatto, non lo è, perché alla fine quando inizieranno a partire tutte le musiche, i suoni, i controsuoni, eccetera, eccetera, sarà un bel casotto. Allora, modalità, quindi solo o party, perché insomma, se giocate in compagnia diventa super divertente. Qua abbiamo modalità standard, nessuna freccia, quindi possiamo colpire i blocchi come vogliamo, oppure una sola spada se evidentemente ci siamo fratturati il braccio, ma vogliamo giocare lo stesso. Allora, vediamo standard. Quindi la cosa bella di questo gioco è anche che si possono inserire delle custom song, quindi potete mettere le vostre canzoni preferite. Vabbè, l'unico problema è che ovviamente Twitch ci muterebbe l'audio in quel caso, e possiamo utilizzare solamente le 10-11 canzoni che ci sono. Dalla fretta mi stavo dimenticando di dirvi che stiamo giocando su HTC Vive, perché ovviamente ci piace la PC Master Race, e quindi possiamo iniziare. Ciao anche a Viper 6757. E vediamo di spaccare un po' di cubi. Ok, spacchiamo un po' di cubi. Scegliamo qualche canzone. Questa qua. Allora c'è Easy, Normal, Hard, Expert. Alcune canzoni le più difficili solo in Expert le possiamo giocare, o solo in Hard. Però dai, dato che siamo un po' scafati, entriamo subito nella mischia e giochiamo in Hard, così vediamo subito quanto è facile barra difficile. Allora, qua dice che l'opzione no fail è attiva, vuoi continuare? No, noi vogliamo fare in modo che il gioco si blocchi se facciamo troppi errori, e partiamo. Questo è uno di quei giochi che quando inizi a giocarlo non riesci proprio a smettere, dici 5 minuti e finché la stanchezza non ti uccide non smetti. Questi muri sono da schivare, ovviamente. È un po' complesso parlare e giocare, ma si fa quel che si può. Questi al contrario, e anche questi. La canzone è molto carina. Le mine sono da schivare. Questo è massacrante, perché gli occhi già ci si incrociano. Bisogna anche un po' danzare per trovarsi sempre nella posizione giusta. Cerchiamo di non fare fesserie. È super complesso. La prima volta che ci giochi è molto figo, ma diciamo che diventa divertente, cioè rimane divertente anche più avanti. Qua ci dobbiamo abbassare. Ma vi faccio ascoltare anche un po' il pezzo perché è molto valido. Ricordiamo che stiamo giocando in hard, quindi difficile ma non
difficilissimo, soprattutto se già si è giocati qualche volta. Questo è intrippantissimo. Il ritornello è molto 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 figo di sta canzone. A parte che c'è già caldissimo, eh. Benissimo, 287 combo per 8, forse non abbiamo mancato neanche uno. Madonna, è incredibile, incredibile. La potenza in live è incredibile. Niente, quindi diciamo che a grandi linee il gioco è questo. Vediamo il record degli altri. Allora, vediamo il record dei Friends. C'è questo Outlore che ha fatto un punteggio più alto. Adesso non ho capito perché. Rank B, forse lui conteggia bene anche il modo in cui lo colpisci, con la precisione. Sì, penso proprio con la precisione, perché mi ha fatto punteggio pieno e mi aspettavo il punteggio proprio uguale. Vediamo cosa state scrivendo. Ho giocato in modalità easy ed era già difficile per me. No, ma infatti bisogna abituarsi per giocare all'inizio. Proprio il cervello ti esplode all'inizio. Poi piano piano, diciamo che a un certo punto quando prendi il ritmo il cervello si sa già da solo dove deve andare, perché capisce lo schema, e quindi anche se non riguardi specificatamente un blocco, riesci a colpire lo stesso, perché le braccia poi si muovono da sole. E un'altra cosa molto interessante è che i blocchi sono messi anche nella posizione ideale da essere colpiti. Ad esempio, quando fate uno swing verso il basso, poi quello dopo solitamente dovete ricolpirlo verso l'alto. Questo aiuta magari anche a non avere problemi a fare gesti tipo così. Questo qui diciamo che è un gioco, il gioco è uscito a maggio, ma diciamo che c'era prima di lui, c'era Audio Shield, che si poteva giocare anche senza realtà virtuale, c'era una modalità anche senza realtà virtuale. Quello lì già dava più problemi anche per resparle, anche se diciamo che per giocare ai giochi così devi essere un po' allenato. Però quello lì dava già più problemi per le spalle, perché dovevi stare molto tempo in posizioni così, aspettando con lo scudo, cercando di colpire le palle di vernice blu o rosse. Diciamo che il concept era lo stesso. Però quello magari un po', essendo fuori allenamento, anche il fatto di dover tenere la posizione così per più di 30 secondi, alla lunga stancava. Invece questo, anche diciamo che essendo comunque stancante, ti lascia meno dolori durante gli swing. Proviamo un'altra canzone, vediamo. Queste sono super pompate. Breezer. Bella anche questa qua. Sì, questa qua è molto veloce. L'avevo già provata qualche altra volta. Vediamo in chat se siete vivi. Ok. Allora, facciamo hard anche questa a sto punto. E niente, partiamo. Qua c'è già caldissimo in questa stanza. Senza aria condizionata è la morte dell'anima. Molto bella. Poi il feeling che c'è con la spada è molto carino, dà proprio la sensazione di tagliare delle cose con una spada laser. Aia, questo è complesso. Super. Beh, questo ritornello è
è top. Da giocare ovviamente rigorosamente in una stanza abbastanza ampia, perché altrimenti non si riesce. Si rischia di dare una spadata alla TV, al cane, al gatto e alla fidanzata. Opla. Qua bisogna stare un po' abbassati. Ah sì, questi sono tutti incrociati. Beh no, ma alla fine anche senza guardarli ci si rende conto come bisogna colpirli, perché i movimenti escono davvero naturali. Oh, ma cosa ho sbagliato? No! Mi è dato un errore. Faccio un po' di mine. Anche qua. No, è già finita? Ma 16 combat. Ho fatto un errore alla fine. Incredibile, erano solo 202 colpi. Ho fatto un errore incredibile alla fine. Allora, il caldo che si sviluppa è molto importante, quindi consiglio assolutamente di giocarci con l'aria condizionata a manetta. Grande cuore per Viper, incredibile. E niente, allora. È uscito da poco invece anche un altro gioco che si chiama Synth Riders, che è sempre sulla falsariga di questo, su Steam, che praticamente, vabbè, tu hai in mano, invece di avere uno scudo come in Audio Shield, hai una ball, una boccia, e devi colpire anche quello però quello non differenzia destra e sinistra, ma a differenza del colore della palla tu devi colpirlo o con la destra o con la sinistra o comunque con tutte e due. Quindi diciamo che questo ha cercato di cavalcare un po' il successo che ha avuto Beat Saber in questi ultimi mesi sui social, per fare un concept simile. Funzionicchia, non so, perché alla fine l'idea delle spade laser è davvero figo, è un po' come in Star Wars alla fine. È fatto molto bene anche il feeling della vibrazione, quindi funziona molto 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 bene. Sì, come bruciare i grassi fuoco, sì sì, sicuramente dopo che uno gioca a questo i grassi li brucia molto bene, ne brucia abbastanza. No, e comunque dicevo, su Steam c'è una cosa interessantissima che praticamente sulla falsariga di questo, ehm, e cosa succede? Però praticamente tu devi praticamente difendere Millennium Falcon, è proprio tipo Star Wars, e poi con le spade laser devi difendere, devi schivare tutti i colpi che arrivano dall'impero. E il feeling, diciamo, che è lo stesso che giocare a Beat Saber, solo che lì magari ci giochi in un contesto più interessante, più carino, quindi funziona molto bene. Io vorrei che Electronic Arts praticamente spendesse i soldi per fare un gioco magari più di questo tipo, che continuare a fare quelle cose che sta facendo, che sappiamo benissimo tutti cosa sta facendo. Allora, proviamo un altro pezzo, magari qualcosa di meno veloce, perché altrimenti il sudore potrebbe esplodere in live. Quindi vediamo di mettere, allora, Balearic Pumping. Guarda, questo c'ha un groove che pesta, eh. Potrebbe essere pesante, dai. Diciamo che possiamo provare a fare questo allora. Ba ba bam. Play.
Già iniziamo con le mine e già con i muri. Sì, è questo. No, vabbè, questo è difficilissimo. Aia. Ok, bisogna prendere il ritmo. Li ho cannati tutti all'inizio. E questi sono anche incrociati. Aia. No, 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 no. Questo è davvero complesso. Ho gli occhi incrociati. Super concentrati. No, ne ho cannato uno. Tutti e tre li ho cannati. 4. No, qua proprio pessimo. Eh sì, ecco, devo anche schivare. Aia. Questo mette a dura prova emisfero sinistro e destro del cervello, evidentemente. No. No. No, li sto cannando tutti. Proprio una bruttissima esperienza. È già molto che non mi interrompa la canzone. No, questo è proprio incasinato, ok? Mamma mia, ma poi è lunghissima. Quanti colpi devo dare? 500? C'era l'altra canzone da 200? Dimmi che è finita. Cioè, solo combo, solo 82. No, inguardabile. Incommentabile. 330 su 400. Proprio pessima. Pessima, pessima. Alexander, devi fare scherma per questo. Ma non lo so se devi fare scherma. Sicuramente ci vuole un gran fiato e della gran voglia, altro che scherma. Però sì, dai, diciamo che calorie ne stiamo bruciando. Alla fine per tenersi in forma va bene. È una copia di Just Dance, ma non è proprio una copia di Just Dance. Alla fine diciamo che allora, è molto più deterministico di Just Dance, nel senso che qua il colpo lo capisci meglio se è perfetto o non perfetto, mentre Just Dance diciamo che a volte con il motion controller è un po' più, funziona un po' più alla carlona, diciamo, da quel punto di vista. Però sì, tutte e due ti fanno bruciare calorie. Il bello di questo, vabbè, come di Just Dance, è quando giochi le canzoni, quelle, quando giochi le canzoni quelle famose, insomma, che è altrettanto bello giocarle qua. Quindi se qualcuno ce l'ha o se lo vuole prendere, il consiglio di subito provare con le canzoni custom, cioè praticamente quella di PSI, PSY, Gangnam Style, dove praticamente i movimenti che devi fare sono molto simili a quelli del balletto. Ad esempio, c'è una parte della canzone vera nel balletto che fa appunto PSY dove devi fare così, cioè adesso non mi ricordo più come fa la canzone, però devi fare così ed effettivamente tu devi colpire i blocchi in questo modo, quindi facendo così, oppure quando fai una cosa così, devi davvero colpire qua e colpire qua. Il balletto è anche molto simile, quindi diciamo che si è inventato un modo per farti ballare i balletti simili a come lo sono nelle canzoni originali. Però sì, è molto più divertente. Alla fine basterebbe paragonare Just Dance, togliere le canzoni famose e metterci solo delle canzoni così, 10 tracce, avrebbe molto meno senso. Però ovviamente per un problema di licenza, eccetera, hanno voluto tenere il budget più basso possibile. Allora, proviamo questo, basta chiacchierare, che già mi sto annoiando. Proviamo questa canzone Level Insane.
sempre, sempre in hard, vediamo in chat. Ah, Just Dance Wars. Ci sta, beh, sì, sì, è molto, molto carino. No, allora dicevo, proviamo questo che è Level Insane. Si chiama Level Insane, sarà ben insane. Continuiamo a giocare in hard, poi vi faccio vedere come in expert è praticamente impossibile, però lo vediamo poi, facciamo col finale, un super finale facciamo. Mamma mia che beat, muro da schivata. Mamma mia che base. Ma è tipo Rage Against the Machine, che cos'è? Mi ricorda qualcos'altro questo suono. Però i colpi anche in hard non sono tanto. Non sembra troppo difficile, ma adesso ho parlato e diventa difficilissimo. Let's go. Pa pa pam. Ah, il pezzo è un po'... La ritmica della chitarra è un po' famosa. No, ho fatto un errore. Bella. Un po' Offspring qua. L'album Smash mi sembra. Pa pa pa. E Let's Go invece sembra la voce di Salmo quando fa Let's Go. Allora, vediamo di concentrarci. Ho fatto un errore prima, che schifo. Comunque questo visore è sudatissimo, Meno male che c'è la maschera di ricambio. Ma troppe mura. No, l'ho cannato. Sì. Grande schivata. Opla, opla. No, 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 no. Ma no, mi dispiace che ho fatto schifo con i muri. No, questo è da rifare, questo è da rifare. No, c'erano quei muri che li ho cannati tutti. Guarda, 192 su 100, su 198 si poteva tranquillamente fare meglio. Allora, Just Dance è quel gioco. Just Dance è quel gioco di ballo da saletta con la pedana, ma per pigri. Ah, Rammstein. Ah, il giro di chitarra sembrava di Rammstein, hai ragione, hai ragione. No, non è vero che Just Dance è quel gioco di ballo ballo da saletta con la pedana, ma per pigri. No, quello lì è Super Dance qualcosa, quello lì è da sala giochi, dove tu spingi i tasti con i piedi. Quello, sì, quello che stai dicendo tu è quello lì. Comunque quello è bellissimo perché ho visto, vabbè, dei pazzi furiosi cinesi che lo killavano quel gioco, lo killavano di brutto. Quindi sì, no, però Just Dance è quello con i motion controller, che effettivamente una versione di Just Dance per questo, per il Vive lo potrebbero fare, a parte il sudore incredibile che ne verrebbe, però perché questi controller sono molto più precisi dei motion della Wii. Quindi secondo me uscirebbe un Just Dance molto più bello se Ubisoft volesse investire sul visore non sarebbe male. Sì, su Just Dance basta che muovi il move seduto. Sì, effettivamente poi c'è quel trick che lo muovi da seduto. Per pigri, dai, però se Just Dance lo prendi seriamente non è per pigri. Allora, dato che questa qui era la base dei Rammstein e mi piaceva anche, e adesso la rifacciamo, tanto sono solo 198 colpi. Bam, bam. Anche se la voce comunque continua ad essere quella di Salma. Bam, 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 bam. Allora, stiamo andando bene con i muri. Faccio doppio colpo qua, su, al contrario. Let's go. E questo è Salmo. Bello questo giro. Pa 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 pa. Ascoltiamo un po' il pezzo.
Quello l'ho beccato. Papà. Beh, importantissima sta base. Vedrai che l'ho killata di brutto adesso, eh. Guarda, che faccio tutti i colpi. No, no, troppo presto. Oh no, che pelo al muro. Ah, ah, ah. È incredibile. Cosa ho dovuto schivare lì? No, sono stanchissimo. Sono super stanco. Ah, mamma mia, 198, basta, 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 basta. Troppo, troppo bravo. Incredibile. Questo è l'esame da Jedi o da Jedi. Però mi sta... Questo qua, questo amico mio qua, che non so chi sia, però fa sempre punteggi molto molto più alti di me, perché li colpisce meglio. Li colpisce meglio, evidentemente. Molto, molto triste. Vediamo un attimo la chat. Allora è per me. Ah, per Alessia, per Just Dance. Alessia, poi è scritto for less 14 trattino basso G. Alexa, siamo in 500 sulla live. Siamo solo io e te in chat. Gioca solo a questo, vai a vedere la gente che gioca OSU. Boh, cosa vuol dire OSU? Non so, questi termini sono troppo giovani. OSU, boh, va bene. Comunque sì, se siete in 500 sono contento. Bravi voi. Allora, spero che non dia fastidio questo movimento della telecamera quando sono nel menu. Facciamo ok. Che ora abbiamo fatto? L'idea era fare 40 minuti di questa cosa, non perché non mi piacesse giocarsi, ci giocherei anche 4 ore, però solo per non annoiare troppo. C'è qualche altro pezzo che possiamo fare prima di provare qualche pezzo in Expert Difficulty? Questo qui. Bills $100. Bills nel senso il plurale di bollette? In quel senso? Boh. Perché Bill... Allora, ecco qua. Comunque la stanchezza incomincia a farsi sentire, dopo 8000 colpi. Questo sembra anche facile. Beh, non è facilissimo. No, vabbè, non è difficile. Rispetto a Impossible Level, quello che ho fatto prima, questo è affrontabile. Però questa base spinge, sembra la base. Questa però sembra una base famosa. Mamma mia, questo è al contrario. Muro. C'è una canzone che fa così però. Ma che però è di Salmo, davvero questa volta. Ma sì, questa sembra proprio una delle basi di Salmo. Ma nessuno ascolta Salmo in chat? Dai, rapper sardo trasferito a Roma
per Macete Crew. Questo è molto, molto facile, dai. Adesso la canno, guarda. No, però sì, è vero. Sembra una base di salmo. Disobey. Andatevi ad ascoltare Disobey di Salmo, che è praticamente questa, sì. Allora, vediamo cosa scrivete. Vediamo qua che non vedo la chat da lì. Sembra abbastanza esperto, sono tutte di Salmo. Sembrava tutte di Salmo, non so chi sia. Non ascolta questo genere di musica. Buonasera, furgoncino dei gelati. Buonasera a te. Dici che tu almeno ascolti buona musica e ascolti Salmo. No, perché questa canzone sembra praticamente davvero una base sua. No, ma non sto scherzando, aspetta, adesso la faccio ripartire. È quella canzone che fa... con questa boccia di vodka potrei ballare samba, soffio nel palloncino alla festa dei caramba, apri il porta bagaglia, saperlo... Guarda, adesso te la faccio sentire. Senti, fa così. Fa così. Adesso, cioè, sto davvero cantando mentre gioco a Beat Saber, cantando Salmo poi, quindi neanche Tiziano Ferro, fa così. Disobey, così. 1, 2, 3, fa così. Con questa vodka di boccia potrei parlare samba, soffio nel palloncino la testa dei caramba, apri il porta bagaglia, saperlo ci mettevo un serpente a sonagli, un black mamba, aggiornati sui termini, chiede se ho bamba, sembra un tipo a posto, un tipo in gamma, insomma, non sono un terrorista anche se in tasca una bomba. No vabbè, basta, bravissimo, questa canzone non mi piace, però faceva così, quindi è così, basta, menu. Parte le cavolate, facciamo questa, Angel Voice, basta. Attenzione, questa non mi permette manco di fare easy e medium. Quindi è proprio difficile. Un magnum per favore, sempre riferito al furgoncino dei gelati. Poi Alexander, da Just Dance a Just Eat è un attimo. Molto bello, sono contento Alexander che sei così spiritoso. Allora, ma si sentiva bene la repata sopra la base? Non lo so, sarebbe interessante dopo riascoltarla. Allora, quando sembra che guardo il menu a rimpazzate, perché in realtà sto guardando la chat, ma voi sembra che sto guardando il menu, così vi inganno. No, sto scherzando, cioè no, non sto scherzando, però sì, è così praticamente. Allora, proviamo a fare questa Angel Voice. Vediamo se tutto il setting è tutto il settaggio è a posto. Dalla regia mi dicono vai tranquillo, tranquillo, però è morto in un brutto, facendo una brutta fine. Vorrei rispondere. Allora, si sentiva bene, sono contento. Quindi la mia carriera nel rap è finita qua. Però se conoscete Salmo gliela potete mandare. Ma questa è partita così, questa canzone? Senza neanche intro? Cos'è? Questo è super techno trance della vita. Aia, sembra molto complessa. Super seria? No, questa è ancora... è seria, questa bisogna impegnarsi. Quindi ve la lascio ascoltare. Aia.
Ma stai scherzando? Devo fare tutta questa roba? No, è troppo bello però, sembra davvero di colpire dei tamburi. Cioè ti viene proprio voglia di ballarla. No, questa è incredibile sta canzone. È un'esperienza praticamente. No, l'ho mancato. Che spreco. No, molto bella. Un po' di... Molto bella. Aia. Madonna quanti colpi sono. No, l'ha fatta al contrario. Che babbo. Che babbo. Ma non finisce più? No, li ho sbagliati. No, questa ti prende per stanca. Ma sto giocando da 5 minuti. Incredibile, non riesco nemmeno a pensare, non solo a parlare. Direi che è finita, perché penso di aver sudato anche le ossa. Ma cos'è sto cambio pesantissimo, questo drop? Questo drop incredibile ha fatto. Bello quei tamburi così in alto. Ma siamo matti, qua c'è troppa roba. Ma sono matti. Ma cos'è? Ma io spero che sia finita adesso. No, è incredibile, uno deve svenire con questa canzone. Quella mi stava per fregare però.
No, come ho fatto a sbagliarne 5 di fila? Ho beccato... No, vabbè, ma uno qua... sto sbagliando per stanchezza, eh. È impossibile, sta canzone di 10 minuti. Deve finire. Ma... No, incredibile, non mi darà pace. Mai più questa cosa. E poi è finita con questo colpo rosso. Senza C'erano 948 colpi, c'erano. Ne ho fatti 931. Mamma mia, ma stai scherzando, eh? Ciao a itoni-com. Eh, quale vuoi? Allora, vediamo cosa state scrivendo. Sono stanchissimo, quindi devo assolutamente leggere un po' di chat. Non vedo l'ora che Saturno recupero qualche titolo VR. Non vedo l'ora di avere un VR, giustamente Alexander. Quale vuoi prendere? Ok, vedo che state chiacchierando tra di voi. Brumbilambi, ciao, non ti avevo visto, benvenuto a questa sera di sudore e lacrime a sto punto, perché sono sudore e lacrime, nel senso che anche le lacrime sono sudore, perché questo VR sta praticamente grondando. Alexander dice proverò anche HTC prima o poi, per adesso l'Oculus mi è parso di qualità. Sono anche un fanboy di John Carmack. Beh, allora, quello è praticamente un discorso semi di esclusive di costo, la scelta tra Oculus e HTC. Se voi poi dopo 5 minuti prima di chiudere questa live lunghissima della vita possiamo discutere, intanto verso le 10 chiudiamo, perché è anche un discorso di esclusive, non solo di costo. Allora, diciamo che tecnologicamente parlando è evidente che l'Oculus e l'HTC Vive sia il più evoluto, sia per il discorso delle camere molto precise, questi controller che sono dei gioiellini incredibili di precisione, come anche il visore, soprattutto se utilizzi il Vive Pro, che anche ha una risoluzione più elevata. Ovviamente devi essere disposto a spendere, però se vuoi praticamente avere un'esperienza VR a metà, che non sia così povera come PlayStation VR, che però comunque PlayStation VR ha i suoi pro, però non vuoi un'esperienza povera come il PlayStation VR dal punto di vista tecnico, come giochi poi ne parliamo, però non vuoi nemmeno l'esperienza top definitiva di Vive e vuoi spendere a metà. Ci sta, prendi un Oculus usato, secondo me 500 euro, 400 euro, usato con i controller, perché poi alla fine quello che fanno il vero divertimento sono i controller. E tra l'altro i controller del Oculus, secondo me funzionerebbero anche meglio con questo gioco, perché praticamente praticamente avvolgono meglio la mano. Adesso vediamo se riesco a mettermi dalla parte della telecamera. Praticamente cosa succede? Avvolgerebbero meglio la mano qua, invece di tenerlo così tipo cono gelato, e sono più carini, poi sono più compatti e hanno un'inerzia minore anche quando colpisci le cose. Tra l'altro, per curiosità, questo Vive è così, ha questa griglia attorno, non so se si vede, perché così se mi cadono non si distruggono. Lo rende un po' più pesante, però è tutto protettivo, perché così quando lo vado a sbattere con una cattiveria incredibile sopra il muro per sbaglio non si, non si distrugge. Comunque sì, se poi ti prendi Oculus avvisami che ti sfido a Spark, che è quello squash tipo palla, cioè con la palla tipo squash. Ci vorrebbe una ventina dentro i visori, ma sai che se tu vedi un po' in giro ci sono brumbilambi, se tu controlli un attimo in giro ci sono i visori che hanno praticamente delle ventoline. Cioè, scusami, sono i visori. C'è un kit che puoi prendere per il Vive che ha due ventoline piccole, piccole qua. Mi dà un problema perché sono specchiato, quindi non capisco dove sono. Mi dà due ventoline piccole qua che un po' arieggiano. Sono due ventoline piccolissime, avranno un diametro di 3 centimetri esagerando, però sono due e ho visto che molti le usano. Diciamo che se giochi in un posto con l'aria condizionata non ne senti così tanto, non ne senti così tanto il bisogno. Però se giochi d'estate come un animale, come sto giocando io qua,
sì, un po' ne servirebbe il bisogno, però non sarebbero quelle piccole ventoline a salvarti dal sudore del Niagara, insomma, che è dovuto più che altro all'ambiente circostante. Allora, Brumbilan mi dice l'Oculus ormai costa 4,40 e qualcosa, però forse solo il visore. Alla fine quello che conta molto è il controller, cioè che conta molto sono i controller, cioè quelli che ti fanno avere l'esperienza più immersiva, ecco, diciamo da quel punto di vista. Perché se tu giochi come con PlayStation VR, che giochi tutti i giochi col pad, è carino perché un senso di immersione è buono, però è un'altra esperienza. Se ti capita di provarlo alle fiere, quando giochi con i controller così, è sia che giochi con le spade, sia che giochi giochi con le spade, sia che giochi con le pistole, eccetera, l'immersività è molto 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 migliore. Anche solo con la vibrazione. Ti dico che se giochi con arco e frecce così, tu praticamente senti una vibrazione qua e una vibrazione qua che ti sembra davvero di tirare con l'arco. È molto 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 carino. Poi se questa cosa delle live in VR prenderà seguito, ci sono un sacco di giochi dove provare super esperienze che magari come gioco non sono neanche un granché, cioè nel senso non sono bellissimi, non c'è una storia, la grafica magari non fa impazzire, però offrono delle esperienze sensoriali, immersive, che sono incredibili, che sono incredibili. Brumbilambi, visore più due controller, almeno c'è scritto così, beh allora 4,49 è da prendere domani se hai un PC all'altezza, deve avere una scheda video che sia almeno una 1060, 1070, che ormai insomma si dovrebbe trovare a poco, finito l'era delle criptomonete, dovresti provare. Io perché se non se ne fosse accorto stavo chiacchierando perché sono stanchissimo. Allora, vi faccio vedere, sono le 10, dovevamo fare un'oretta, sono le 10, facciamo un ultimo gioco, sì, un ultimo gioco, facciamo un ultimo livello in expert per vedere quanto è impossibile, fondamentalmente, quindi durerò tipo 3 secondi. E poi se avete qualche domanda sul VR, su questo VR, sulla configurazione, su qualunque cosa, ne, ne possiamo parlare. Allora, ce n'era una che aveva praticamente fatto al massimo, cioè aveva fatto il punteggio più alto, voglio vedere com'era questa qua. Sì. Allora, questa qui, quindi, allora, tornando a questa qui ha fatto il punteggio migliore, ha fatto, ecco, Max Combo 2,87 che mi sa che è praticamente quello che, praticamente, praticamente è quello, è il massimo dei colpi, lo posso fare in expert per vedere quanto schifo farò, secondo me non finisce nemmeno la canzone. Allora, qua ci sono delle opzioni, no fail, no ostacoli, specchiato, luci statiche, non so cosa significhi. Allora, vediamo. Tanto duro 3 secondi giusto per farvi vedere che secondo me la difficoltà è un pochino sbilanciata perché tra ad expert c'è troppo un salto. Cioè, da hard ho fatto il punteggio completo, expert secondo me becco 3 colpi. Basta, si parte. Mamma, perché sono così bravo? Aspetta, 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 aspetta. Ah, ero un expert. Boh, vabbè, mi sembrava troppo bravo. Vabbè, riproviamo. Pensavo di far più schifo. Mamma mia, sono anche stanco, eh. Qua siamo in expert.
Mamma mia, ma che cos'è? No, ho mancato. Ma pensavo di fare molto 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 peggio, eh. Perché l'altra volta che l'ho provato... No, ho sbagliato. L'altra volta che l'avevo provato in expert ho fatto davvero pietà. Opla. Sì, comunque sono molto stanco. Dopo un'ora, quasi un'ora, si muore. Vediamo. Se uno colpisce bene il primo, gli altri sono tipo in sequenza. Sì, quasi in sequenza. No! No, cosa ho sbagliato? No, non solo cannato, sono troppo stanco. Meglio se finisce sta canzone. Incredibile, incredibile, questa era expert, difficilissimo, sono distrutto. 363 su 300, su 399. Quindi diciamo che, a parte la stanchezza incredibile, a parte la stanchezza incredibile, siamo riusciti a terminare qualcosa di sensato in expert. Allora, vediamo cosa state dicendo, poi magari ci fermiamo qua dopo un'oretta che abbiamo sudato. Allora, state parlando di schede grafiche. Su per giù la mia configurazione, ah sì, che tu hai una 970 per poter giocare. Beh, alla fine forse si potrebbe anche giocare con 970, però magari abbassando un po' i settaggi si riesce a giocare. È che diciamo che tutta questa cosa della realtà virtuale pesa anche abbastanza sulla CPU, quindi non te la puoi giostrare molto bene con una CPU di 5-6 anni fa, tipo con un Sandy Bridge, Ivy Bridge, non so, potrebbe essere un po' complesso, perché io quando ho preso poi la VR ho dovuto cambiare il Sandy Bridge, non tanto perché non riuscissi a giocare, ma perché non si riusciva a streamare perché il processore andava in esplosione. The Soul Strikers dovevano metterci Kodomo Yuki, ma Kodomo Yuki l'avete vista stamattina se non sbaglio, che ha anche streamato su Facebook, l'avete anche infamata perché era su Facebook, mi sembra una cosa del genere. Però sì, bisogna provare un po' tutte le piattaforme. Sì, loro non sono umani, li vedo giocare a qualunque cosa, stai sicuramente parlando dei cinesi. È vero che c'è un barbatrucco per usare PSVR su PC, sì è vero, avevo letto anche una cosa del genere. Eh, Bella sta serata VR, ci dovrebbe essere più spesso una serata così. Guarda Tony, non dirlo a me, perché allora questo qui per favore clippate questa chat, perché io ho dovuto scrivere a Vincenzo, ho dovuto stargli addosso quasi fisicamente per poterlo convincere a fare una serata VR. Quindi si spera che queste serate d'agosto, che non c'è niente, che non esce niente, magari riusciamo a fare qualche seratina in più con la VR. Magari se avete anche qualche consiglio su cosa volete vedere giocato, perché non è che tutti i giochi si prestano davvero, a fare una serata live. Questo alla fine un'oretta dura un'oretta, poi bisogna un po' cambiare, diciamo.